Ben ritrovati con Punto Dem, un'altra trasmissione politica, ovviamente di informazione a cura del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di case, soprattutto politiche per quanto riguarda le locazioni. Ospite Chiara D'Aggiaule, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, ovviamente del Partito Democratico. Allora, D'Aggiaule, politiche per la casa. Se da una parte c'è il diritto ad averle, dall'altra ovviamente c'è un'economia da salvaguardare e il mercato del mattone soprattutto da rilanciare. Ecco, facciamo una distinzione tra le due cose. Certo. Credo che le politiche che abbiamo attuato in questi 4 anni di governo in Regione Friuli Venezia Giulia abbiano cercato proprio di mettere insieme questi due aspetti che sono importanti. Importante l'aspetto della casa come diritto, perché insomma fa parte della tradizione di noi friulani, no? Quello di costruire le proprie vite sulla casa e di ritenere la casa un investimento, un luogo attorno al quale si fa famiglia, si costruisce la famiglia. Mette da parte qualche soldino per poi avere un futuro. Il mattone come sempre. Ecco, dall'altra parte, se la casa è un diritto essenziale, quindi è un elemento sociale molto importante, dall'altra sappiamo che proprio per la nostra tradizione friulana e giuliana è chiaro che attorno alla casa ruota tutto un mondo economico non solo delle costruzioni, ma dei mobili, di tutta l'impiantistica che in questo periodo non va trascurato, anche perché è uno dei settori che è stato maggiormente colpito dalla crisi, e quindi le norme che abbiamo approvato in Consiglio regionale, la riforma organica delle politiche della casa, cercano di tenere insieme proprio questi due aspetti. E allora dal punto di vista, diciamo, di quelle che sono le norme che favoriscono così anche lo sviluppo del settore, sicuramente una delle iniziative di maggior successo è stata la legge sul riuso, cioè quella norma che consentiva di dare dei contributi a coloro che facevano degli interventi di ristrutturazione, di miglioramento energetico nelle case del centro storico, e quindi una manovra anche tecnica che favoriva gli interventi edilizi, ma una manovra anche dettata da una profonda convinzione politica, che è quella di favorire il riuso piuttosto che le nuove costruzioni. Ecco, D'Aggiaule, ecco, proprio qua si tende più a rivalorizzare proprio una casa vecchia, o soprattutto a costruire, quindi diciamo così ad amplificare il mercato del mattone? Qual è il trend ultimamente? Ma io credo che si possa dire che in questa fase storica particolare, e grazie anche purtroppo alla crisi, il mercato della nuova costruzione si sia arrestato, mentre le nuove politiche a livello europeo, nazionale e anche regionale hanno sicuramente spinto verso il riuso, quindi il recupero degli edifici. Chiaro che oggi questo, grazie sia alle detrazioni fiscali sia ai contributi che vengono erogati, diventa un campo di grande convenienza rispetto alla costruzione dal nuovo, insomma, perché consente con un investimento iniziale inferiore poi di ottenere dei benefici economici rispetto ai lavori che si fanno successivamente. Poniamo che io debba acquistare una casa, ma come me possono esserci tantissimi altri cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia. C'è qualcuno che mi dà una mano? C'è un canale di finanziamento accessibile? Certo, noi abbiamo avuto da tempo in Friuli Venezia Giulia la legge che aiutava le nuove famiglie e le persone che volevano acquistare una prima casa. Abbiamo rivisto le modalità con cui vengono concessi questi contributi, un po' dettato dalla necessità, perché oggi la Regione non può più dare dei finanziamenti, dei contributi pluriennali, ma deve darli in un'unica soluzione, un po' proprio per guidare il mercato verso la riduzione del consumo di suolo e quindi il recupero degli edifici esistenti. E un po' anche guardando a quella che è la situazione, diciamo, oggi delle famiglie che si apprestano a comprare casa, dove purtroppo l'incertezza del mercato e anche le restrizioni da parte degli istituti bancari
magari rendono difficile l'accesso a un mutuo anche magari a una famiglia che ha due redditi magari diciamo limitati. Per cui abbiamo diviso in due tipi di intervento l'aiuto per l'acquisto della prima casa. Per chi acquista il nuovo la Regione si offre come garante e quindi rende molto più facile accedere al mutuo, perché paradossalmente oggi sembra che la difficoltà, abbiamo fatto delle analisi in questo senso, sembra che la difficoltà più di quella di pagare il mutuo sia quella di poter accedervi, almeno per una categoria di cittadini. E se poi io sono insolvente nel pagare il mutuo, quindi alla banca poi non riconosco quello che effettivamente mi è concesso? Abbiamo previsto anche delle misure per una diciamo, evenienza che purtroppo si verifica sia nel campo delle locazioni che nel campo dei mutui, che è quella della cosiddetta morosità incolpevole, cioè quando per situazioni improvvise che possono determinarsi, pensiamo alle tante casse integrazioni piuttosto che alle perdite di lavoro vere e proprie, insomma, di questo periodo, per cui ci sono delle misure che accompagnano e che evitano il succedere del peggio in questa situazione. Abbiamo pensato a questo, così come poi il secondo canale di contribuzione per la prima casa invece prevede un contributo in contanti, in conto capitale, quindi di 10, 13 o 15 mila euro a seconda del tipo di interventi che si fa sull'acquisto di una casa che però è già esistente, quindi un acquisto con recupero oppure una manutenzione straordinaria. In questo caso si può beneficiare appunto di una certa somma, di un piccolo bottino, diciamo, che aiuta nell'acquisto e nella sistemazione della casa. Ecco. Chi è che può accedere a questi contributi? Cioè, ci sono delle categorie, ci sono dei canoni, serve avere un qualcosa di garanzia? Ecco, chiaro che nell'impossibilità di garantire a tutti quanti si fa anche una scelta di giustizia sociale, quindi di intervenire con il calcolo delle fasce di ISEE, per cui ci sono dei criteri di accesso ai contributi per l'acquisto della prima casa che sono legati proprio a questo indicatore con cui ormai le famiglie hanno imparato ad avere confidenza, perché viene usato in molti, diciamo, nella richiesta dell'erogazione di molti servizi. Il limite che abbiamo messo è quello dei 29.000 euro. Chiaramente poi ci sono altri criteri che possono beneficiare alcuni particolari gruppi di cittadini. Bene. Per esempio se uno è oltre i 65 anni, oppure le coppie giovani, oppure se c'è la presenza di un disabile. Quindi ci sono tutta una serie di altre situazioni che vengono aiutate oltre alla soglia dell'indicatore economico. Bene, il tempo anche per oggi è concluso. Io ringrazio Chiara D'Aggiao, consigliere regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Spazio Dem si conclude qui. Ovviamente ci rivediamo la settimana prossima. Buona continuazione con la nostra programmazione.